Buon pomeriggio. Possiamo iniziare? Buon pomeriggio e benvenuti a tutte e a tutti a questo incontro, che è l'incontro conclusivo delle attività che la nostra Associazione Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto ha organizzato in questo anno 2024-2025, in questa splendida cornice che è l'Aula Civica del Museo della Battaglia. Grazie per la vostra partecipazione. In questo incontro conclusivo abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il professor Mauro Barberis, che ringraziamo per la sua disponibilità. Due brevi parole di presentazione. Il professor Barberis è docente di diritto all'Università di Trieste, editorialista, autore di numerose pubblicazioni e testi in ambito giuridico-filosofico e particolarmente attento ad una serie di argomenti di sicuro interesse ed attualità, come è ad esempio il rapporto tra le istituzioni democratiche e lo sviluppo ed utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione e informazione quali internet e i social media, argomento sul quale stasera ci darà parecchi spunti di riflessione, a cominciare dal titolo stesso che è stato dato a questo incontro: come salvare la democrazia da internet. Prima di condividere le riflessioni che ci proporrà il professore, lascio la parola al nostro Presidente, Sandro Perin, per i saluti e le considerazioni del caso. Grazie a tutti ancora e al professore. Grazie Laura. Allora, grazie a tutti per essere presenti. Quest'anno si conclude l'anno accademico a fine mese, questo è la Lectio Magistralis, con un argomento che Laura ha proposto a fine dell'anno scorso. Io ero entusiasta, come internet sta mettendo a rischio la democrazia. Io ho studiato economia, commercio e marketing e comunicazione, specializzandomi poi nel ramo comunicazione, e devo dire che quando io studiavo, o ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti nei primi anni 90, a fine anni 80, primi anni 90, stava nascendo internet, che era il media più democratico in assoluto. Era il media che permetteva ad ogni singolo cittadino di dire la propria. Quindi quando Laura mi ha presentato questo titolo, Internet mette a rischio la democrazia, ho detto assolutamente lo voglio. Voglio chiudere l'anno con questo tema che io reputo molto stimolante da una parte e molto interessante proprio perché effettivamente oggi quello che doveva essere una cosa straordinariamente democratica e paritetica non lo è più. Dopo, io non ho letto il libro, l'ho comprato, non ho letto il libro del professore, ma credo che sia assolutamente un argomento interessante. Detto questo, ringrazio il professore, passo la parola al nostro assessore per la cultura, che devo dire, Enrico Padoan. Vieni pure Enrico, su, non essere timido. Che giro fai? Ah, ma no, vieni, che bravo. Che ci è stato molto vicino, quindi lascio la parola, che saluta anche lui, e poi lasciamo, dimmi cosa? Dimmi pure, vuoi un'inquadratura migliore? Devo parlare per altri 2 minuti? No. Ecco, va bene, non ti preoccupare, qua dopo tagliamo, mettiamo tutto a posto, sembra una cosa seria. Parola a Enrico, grazie. Grazie, un applauso al Presidente, insomma, un applauso al Presidente che estenderei alla Vicepresidente, a tutto il direttivo e a tutta la comunità dell'Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto. Ringrazio il professor Barberis e lo ringraziamo tutti, insomma, per questa davvero bella chiusura dell'anno accademico.
E io credo che, come sempre dico, vi faccio sempre i complimenti perché le attività che vengono proposte sono oltre che numerose ma soprattutto di elevata qualità, e questi momenti che regalate alla cittadinanza sono momenti preziosi di dibattito collettivo. Peraltro insomma fa sempre piacere essere in questa sala. Con l'amministrazione insomma ci sono state anche delle collaborazioni, penso insomma la scorsa settimana all'interno di Works, di questo festival in cui si è parlato appunto della professione di pensionato, no? Da un punto di vista psicanalitico, ed è stato un bel momento, come ce ne sono stati altri nel corso dell'anno e come davvero crediamo ce ne saranno. Ed è importante questa realtà per tanti motivi, lo si è detto anche la scorsa settimana, lo si dice sempre, è fondamentale per avere davvero, visto che il tema è la democrazia, un tessuto democratico solido, avere la cittadinanza che partecipa, e soprattutto in una fascia d'età qui maggioritaria che ovviamente ha tanto da dare, ma soprattutto voglio dire ha tanto da garantire in termini di sostegno al dibattito, alla presenza offline, come si suol dire, no? Quindi è molto 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 importante, e c'è una funzione sociale, c'è una funzione culturale fondamentale di questa realtà, e che è un piacere insomma avere in città. Io mi ricordo quando si aprì l'anno con la prolusione, fui invitato graziosamente, no? Si parlò di populismo col Presidente soprattutto, che era terrorizzato dal fatto che la buttassi in politica, e si chiude oggi con il tema della democrazia e di Internet. Ovviamente i legami secondo me ci sono, insomma si possono cogliere, e il tema di oggi secondo me è affascinante. A me vengono in mente davvero, credo, decine di possibili spunti e direttrici di argomento che potrà proporre il professore. Mi sento solo, anch'io faccio ammenda, non ho avuto modo e piacere di leggere il volume del professor Barberis, quindi non so cosa dirà, ovviamente non so che direttrice prenderà il suo intervento, però da cittadino oltre che da amministratore credo che ci siano, come già anticipava il Presidente Perin, c'è stato un momento, no, della nostra epoca ormai passata, in cui si sosteneva che Internet avrebbe appunto portato l'uguaglianza, sarebbe stata una grandissima opportunità, si parlava di un tecno-utopismo, cioè l'utopismo di una società migliore portata dai cambiamenti tecnologici, una sfera pubblica democratica in cui avevamo tutti la possibilità di dire la nostra, di dialogare alla pari, di far emergere razionalmente un discorso, una sintesi diciamo così dei conflitti, delle divisioni sociali per il bene comune, tutte cose che sono state smentite dai fatti. E si è creato un mondo, si è sviluppato un mondo molto atomizzato in cui noi siamo chiusi, crediamo di essere come dire, connessi, e lo siamo, ma rimaniamo connessi all'interno di circoli molto ristretti, crediamo di aver ragione, crediamo che siano in tanti a pensarla come noi, e ci irrita sempre di più scontrarci contro opinioni differenti. Offline, cioè attraverso internet, non vediamo l'interlocutore, quindi non proviamo un'empatia nel dialogo che invece esiste qua. Io qui mi sento di dire delle cose che ovviamente di trattare, di portare un certo lessico, delle certe argomentazioni che magari su internet poi finiscono per non essere le stesse, perché non c'è più quel coinvolgimento emotivo diretto che porta la presenza. E io credo che, questo magari parlo più da amministratore, però una cosa che tengo a dire, poi mi taccio, ci sono tantissime altre cose da dire, ma una delle cose che a me interroga sempre è, come dire, ciò che internet ha portato in termini di convinzione di aver raggiunto una disintermediazione, di poter dire quello che vogliamo e di poter avvicinarci direttamente alle stanze del potere, agli nostri interlocutori anche pubblici. È un'illusione. È un'illusione, perché comunque ci sono forme di mediazione che intervengono. Magari non è più la carta stampata
che noi leggiamo e forma un'opinione pubblica, ma sono altre dinamiche, sono le dinamiche di una rete che è controllata comunque da centri di opinione e che quindi ci influenza. E poi siamo stati educati, secondo me, a chiedere troppo dalla democrazia, e mi spiego meglio. Andare su internet, sui social, esprimere un'opinione ci dà l'illusione e soprattutto ci dà la sensazione di dover ricevere immediatamente una risposta. Invece la democrazia ha i suoi tempi. Noi scriviamo, non funziona questo, non funziona quell'altro, cosa sta facendo il governo, cosa sta facendo quel politico, cosa sta facendo quell'altra istituzione, e diamo sfogo creando come fosse una valanga, una marea di insoddisfazione. Stiamo dando input al fenomeno democratico senza però partecipare, senza intervenire, senza investire in questo processo democratico, demandando tutto a una risoluzione dall'alto dei problemi. Quindi abbiamo, diciamo così, sviluppato questo diritto di critica che è correttissimo, ma anche una forma di pretesa di risoluzione dei problemi bypassando quelli che sono i processi democratici, che costano in termini di tempo, costano fatica e devono essere per forza lenti. Per forza devono essere lenti, perché bisogna condividere tante informazioni, comprendere tante informazioni, condividere decisioni, che porta sempre via tempo, e quindi ci siamo educati a pretendere troppo e troppo velocemente delle risposte. Ora, con questo non voglio dire una sorta di precauzionalmente, no? Di dire le cose sono molto più complicate, però io credo che questo sviluppo tecnologico abbia veramente modificato ciò che sono le tempistiche che richiedono una società democratica. Pertanto è importante ragionare in questi termini, è importante ragionare collettivamente di queste cose, è importante avere, come fa e come permette l'Università Pinto, di discutere insieme di questi temi, nei metodi giusti, nei modi giusti e nei luoghi giusti, con persone che evidentemente possono offrire tanto a questo dibattito. Quindi grazie professore e grazie a tutta la comunità di Unipinto. Grazie Assessore. Allora, io lascio adesso la parola al professor Barberis. Qua appunto abbiamo parlato di internet, questa disintermediazione che sembrava così facile avere, quindi io posso dire, è solo, secondo noi, una nuova mediazione ancor meno trasparente della precedente. Prima avevamo dei cosiddetti centri autorizzati a comunicare, oggi è tutto più nebuloso. Professore, a lei la parola. Grazie. Grazie dal più profondo del cuore per anche alcune ragioni autobiografiche che accenno. Io sono nato a Genova, ma come dice il mio cognome provengo dal nord-ovest del paese, che è uno, credo, dei posti più tristi del mondo. Quando ho conosciuto il nord-est mi sono sentito per un attimo, prima non ci volevo credere, poi mi sono sentito in paradiso, e questo spiega tante cose, compreso il mistero del fatto che io, che sto a Genova con famiglia, figli, madre, suocero e non ultima la gatta Lucy A, lavoro a Trieste, cioè a 550 chilometri di distanza ad andare, 550 a tornare. Voi direte, cosa vuoi che siano? Beh, nell'87, quando ci sono arrivato la prima volta, ci si metteva 6 ore e mezza di treno soltanto.
ma allora c'erano ancora i cantieri e di Monfalcone, quindi era più servita la linea, e soprattutto non era ancora stata inventata l'alta velocità. Con l'alta velocità, se volete poi vi spiego la ragione, ci metto 8 ore. Quest'estate, dal 1° di giugno al 28 di settembre, ce ne metterò 9, perché devono spendere i soldi del PNRR e quindi per fare un ponte sul Po che in Cina si farebbe, servendosi di schiavi, ma ci metterebbero 5 giorni, qua ci mettono 4 mesi. Perché uno fa una vita di questo genere che produce a volte schizofrenia? Ci sono tante ragioni, alcune accademiche, storie che non vi racconto, di galli nel pollaio, per cui è meglio il pollaio triestino del pollaio genovese. Ma la vera ragione è proprio questa. Per uno che è nato nel nord-ovest, il nord-est, anche dal punto di vista, oltre che vitale, non c'è paragone, ma anche dal punto di vista culturale, vi assicuro, non c'è paragone. Un incontro come quello di oggi, in questo ambiente, circondati da tante bellezze, dalle mie parti, parliamo di posti come Ovada, Cassinelle, Morbello, Cremolino, è inimmaginabile. Bando all'autobiografia, grazie ancora, e veniamo al nostro tema. Io giungo davanti a voi non armato di qualcuno dei miei tanti libri, anche perché ne vengo da Trieste e avrei dovuto avere un terzo zaino oltre ai 2 che porto già, ma di 2 cose. Uno è un block notice dell'Università di Trieste, una delle migliori università al mondo, approfitto anche per quest'opera di promotion, dove potermi segnare le vostre domande, che mi auguro numerose. E l'altra cosa che porto con me, sarebbe stato inelegante portare dei miei libri da promuovere, anzi, se per caso trovate online come internet sta uccidendo la democrazia, ok, compratelo, ma non leggetelo subito, leggetelo tra 5-10 anni, è uscito nel 2020, e vedete un po' se le cose vanno in quella direzione. È vero che è facilissimo intercettare il futuro, basta prevedere il peggio e ci si azzecca sempre. Se poi per caso invece azzecchi il meglio, non se ne accorge nessuno, per cui in generale è meglio essere catastrofisti. Comunque dicevamo il sogno di internet era la disintermediazione, cioè mettere ogni persona in grado di comunicare con tutti gli altri, di informarsi e di promuovere la democrazia. Con un mio amico che sta a Trieste ma è di Udine, insegna lì, Gabriele Giacomini, che mi ha dato, è molto più giovane di me, ma mi ha dato tante delle idee dei miei libri, abbiamo inventato, forse c'era già, il termine reintermediazione, cioè internet non disintermedia per niente, non avvicina le persone,
produce un'altra intermediazione, una reintermediazione appunto, in cui ciò che intermedia, ciò che mette in comunicazione sono appunto i media che sono la mediazione per antonomasia. In particolare il più scaltro, diffuso e attraente, pericolosamente attraente di tutti, che è Internet. Questa sala bellissima mi ricorda una cosa che non si trovava già nel mio libro da cui inizia questa storia, cioè come Internet sta uccidendo la democrazia. Scusate, Gabriele Giacomini, di cui è appena uscito Il trilemma della libertà, stati, cittadini, compagnie digitali, dove tra stati e cittadini c'è questa reintermediazione costituita dalle compagnie digitali, che non sono semplici imprese che devono rispettare i limiti della concorrenza, ma sono monopolisti dei rispettivi settori. Lettura per lettura, questa cosa che è cambiata l'economia e il futuro è dei monopoli, cioè che si devono inventare start-up e poi le start-up devono diventare monopoliste nel loro settore, è, anche qui faccio la pubblicità a un libro che non è mio e che si chiama Da 0 a 1. L'autore, di cui in questo momento mi sfugge il nome, è il tipico venture capitalist, cioè quello che ci mette i soldi che poi gli imprenditori spendono. TIL si chiama, THIEL, che sta dietro ad alcuni personaggi minimi dei nostri giorni che si chiamano Donald Trump, che lui ha finanziato, Elon Musk, che lui ha finanziato, Mark Zuckerberg, tutti personaggi su cui lui ha scommesso, e se ci ha scommesso e sino ad oggi ha vinto, qualcosa da dirci ce l'ha. In questo libro, Da 0 a 1, tradotto anche in italiano qualche anno fa, dice appunto questo, che l'industria del futuro è l'industria digitale, che non funziona più secondo il criterio della libera concorrenza, ma ogni imprenditore deve inventarsi una cosa nuova che poi diventa indispensabile ai consumatori e deve assicurarsene il monopolio. La sua frase più tipica è: la libera concorrenza è per i perdenti, i vincitori sono monopolisti. Ma cominciamo dall'inizio, perché scusate, sin qui ho solo divagato. L'inizio sta forse in questo, in una cosa che credevo fosse nota a tutti e che mi ricordava anche questa sala, cioè che trovate scritto in un altro mio libro che si chiama L'incanto del mondo e che è stata pubblicata da un editore del Nord-Est, Meltemi,
il cui sottotitolo è Un'introduzione al pluralismo. La storia del mondo dal punto di vista della comunicazione si divide in 3 grandi ere. La prima era è quella della oralità, che alcuni chiamano preistoria. Voi sapete che la differenza tra storia e preistoria è che la storia comincia quando si inventa la scrittura e quindi restano tracce di quello che è successo. Per millenni Homo sapiens, per ere geologiche Homo sapiens non ha conosciuto la scrittura. Ci sono stati dei popoli come gli Inca, in realtà Inca è il nome dei re peruviani, ma per estensione gli antichi peruviani, che conoscevano la scrittura, ma gli era vietata, e gli era vietata perché i re Inca percepivano che era uno strumento di emancipazione. Se uno studia, impara, ragiona, non si accontenta del pertugio in cui l'ha ficcato il destino, ma gli può venire in mente di desiderare la libertà. Per cui gli Inca vietavano la scrittura. L'età dell'oralità è durata tantissimo, poi è cominciata l'epoca della scrittura, a cui hanno contribuito 2 fenomeni. I monoteismi, le religioni del libro, così chiamate, nelle quali la verità, l'origine del cosmo sono scritte in un libro, il che è una gran bella cosa, perché permette a tutti quelli che imparano a leggere e scrivere di documentarsi, di capire il senso delle cose che succedono. Il piccolo difetto è che insieme con i libri e con i libri teologici diventano anche possibili i dogmi e le eresie. Si possono perseguire quelli che interpretano quelle che non a caso si chiamano le scritture in modo diverso da come vorrebbero le varie chiese e autorità di turno. Comincia così anche il fenomeno delle guerre di religione. I pagani, come li chiamiamo noi cristiani, tutti i nostri avi erano pagani, politeisti, adoravano un'infinità di dei. Allora non c'erano guerre di religione. I romani, questi sapientoni, quando conquistavano una città, uccidevano tutti gli uomini, violentavano tutte le donne, prendevano come schiavi tutti i bambini, ma avevano cura di ingraziarsi gli dei della città e di inserirli nel loro proprio pantheon, il che vi lascia immaginare come, per così dire, ogni epoca dell'umanità ha avuto e ha i suoi problemi. L'età dell'oralità e del politeismo li ha avuti, problemi diversi e per certi versi opposti li ha avuti anche l'età della scrittura, di cui oso parlare al passato perché, anche se è un po' presto per dirlo, sono passati solo 20 anni, la prossima età, credo anch'io, e siamo in tanti a crederlo, sia l'età di Internet.
dell'intelligenza artificiale, di tanti nuovi modi di comunicazione in parte simili e in parte diversi da quelli che ci hanno preceduto. Per esempio, rispetto all'età dell'oralità, l'età di Internet si presenta come una sorta di regressione. L'età di Internet comporta che uno che conosce meno parole inglesi di quanto ne conosco io, che conosco malissimo l'inglese, può diventare presidente degli Stati Uniti. Oppure un fenomeno che ha notato un grande politologo italiano che ha insegnato per 30-40 anni negli Stati Uniti, cioè Giovanni Sartori, lo osservava a proposito della televisione ai tempi di Berlusconi, ma lo stesso vale a maggior ragione per l'età di Internet. Stiamo tornando pagani, politeisti, almeno in questo, che crediamo nelle immagini. Abbiamo il culto delle immagini. Provate, a me è successo ieri a Trieste, a entrare in una sinagoga oppure in una moschea. Qual è la grande differenza con le chiese cristiane? Esattamente l'assenza totale delle immagini. Saggiamente le altre religioni del libro temevano la nostra tendenza ad adorare le immagini e le hanno proibite nelle loro chiese, mentre la nostra, io per carità sono un pluralista e non dovete percepire quello che sto per dire come una critica o meno che mai una forma di denigrazione del cattolicesimo, ma credo che davvero anche da questo punto di vista il culto delle immagini, il cattolicesimo sia delle religioni del libro quella che ha conservato di più il culto delle immagini, quantomeno è l'unica che non l'ha proibita. E Giovanni Sartori, vi dicevo, in epoca berlusconiana, ma confermandolo poi per l'età di Internet a maggior ragione, ha scritto un libro che si intitolava Homo Videns, in cui diceva: ma come cresceranno tutti questi bambini che noi adulti parcheggiamo davanti alla televisione, ok? Credendo di tenerli buoni. 10 anni dopo, invece che parcheggiarli davanti alla televisione, gli avremo messo in mano un simpatico cellulare con lo stesso identico risultato, Brondi chi parla, risultato di distrarli completamente dallo studio e forse peggio anche dalla riflessione autonoma. Siamo entrati, temo, in una terza età che per ora non sta rispettando per nulla tutte quelle promesse a cui accennavano quanti mi hanno preceduto. C'è tutta una fenomenologia dell'uso del cellulare che solo noi utenti non conosciamo,
quelli che fabbricano i cellulari la conoscono benissimo. Uso solo questo argomento vagamente complottista, ma spero che mi capirete, cerco di semplificare. Le sedi delle grandi compagnie digitali, le piattaforme californiane, sono collocate spazialmente davanti all'Università di Stanford, dove lavorano e studiano i migliori psicologi cognitivi al mondo. Io penso che nell'ora di pausa, quando si va a cercare il ristorantino giapponese dove a poco prezzo fare uno spuntino prima di riprendere il lavoro, i vari Steve Jobs, Mark Zuckerberg, insomma i capi del digitale, si siano incontrati molto spesso con gli psicologi di Stanford e questi gli hanno insegnato tutti i trucchi per attirare l'attenzione, trucchi che sono la cosa più remunerativa al mondo, perché attirare l'attenzione vuol dire rendere quello che si trasmette il miglior involucro possibile per la pubblicità. Noi crediamo di non pagare i servizi internet che riceviamo, li paghiamo con i nostri dati che poi servono alla pubblicità. Qui non dico nulla di originale, sono cose ormai stranote e non solo tra gli addetti ai lavori. E qui mi spiace usare questa parolaccia, ma devo venire alla politica. Lo so che già questo può produrre cali dell'attenzione, timori, fuggi generali, ma cos'è la politica nell'età di Internet? Stringi, giusto per usare un ismo, il populismo, se non la prosecuzione della pubblicità commerciale con altri mezzi e in un altro ambito. La tentazione era troppo forte, perché se ha funzionato così bene in ambito commerciale, voi dovete pensare che l'industria digitale oggi per capitalizzazione, cioè per quantità di soldi che costoro hanno nelle banche, è l'industria più redditizia al mondo. E fare un po' ridere l'Unione Europea, sulla quale non vorrei gettare altra cacca, perché già ci pensano i populisti, i filorussi e quelli che io chiamo i pacifinti, quelli che si riempiono la bocca della pace e sostengono i peggiori regimi sulla terra, di solito tutti ex estremisti di sinistra anti-americani, come in parte sono stato anch'io da giovane, quindi li conosco bene, so come ragionano. Tornando al nostro tema, non riesco a sottrarmi a queste divagazioni e polemiche da social, davvero. Se ha funzionato con la pubblicità commerciale, perché non doveva funzionare con la pubblicità
non più commerciale ma politica, quella che con una vecchia parola si chiama propaganda, funziona. L'idea che mi è venuta piuttosto tardi, avrei dovuto pensarci prima, ma ero distratto da altri fenomeni. Ricordate per esempio quando Barack Obama è diventato presidente degli Stati Uniti, il primo nero che diventa presidente degli Stati Uniti. Già, il primo nero che impara a usare internet e che resta, credo, tuttora quello che ha tutti i record di visualizzazioni e di follower. Una volta raccontano che durante la sua prima presidenza Donald Trump sia andato da quello che era allora il proprietario di Twitter, penso, e gli abbia detto: come posso fare per superare Barack Obama per numero di follower? E lui ha detto: ma ti diamo tutte le mani che vuoi, però se la statistica serve a qualcosa, la progressione dei collegamenti di Barack Obama è tale che tu non la raggiungerai mai. Ecco, Obama è stato il primo a vincere nella politica con internet, e questo, se permettete, spiega com'è che un nero in una società che sin dalla Costituzione federale statunitense si basa sulla schiavitù, in cui i neri hanno difficoltà a votare, cioè bisogna mobilitarli, pungolarli, spingerli e sperare che nella loro circoscrizione, il cosiddetto gerrymandering, li lasciano votare e non trovino il burocrate razzista che gli dice no, qui manca una virgola, non c'è il timbro giusto, eccetera. Il miracolo è stato che un nero vincesse negli Stati Uniti. Già, il problema è che le tecniche che ha imparato per primo Barack Obama erano a disposizione di tutti, le hanno imparate tutti a partire da Donald Trump, e vi posso dire, se le ha imparate un energumeno di questo tipo, chiunque di noi, persino io, può impararle. La cosa misteriosa è come per dire una cosa del genere, almeno così chiaramente, ci sia voluto un oscuro professore di diritto dell'Università di Trieste, perché tutta la letteratura sul populismo, sui rapporti tra media e politica, le cose che dico io sono abbastanza di luoghi comuni tra i teorici della comunicazione politica, mentre tra i politologi, i giornalisti, i soloni, filosofi, l'idea è, sì, è ovvio, anche internet contribuisce, in particolare, siccome il messaggio populista, l'appello al popolo, l'appello contro l'élite,
con Nadia Urbinati la rappresentanza diretta, cioè dire alla gente: io sono dei vostri, io sono come voi, sono persino più scemo di voi, quindi potete votarmi perché essendo più scemo non posso fregarvi. Fidatevi di me, sono più scemo di voi, sono ignorante, non ho studiato, non ho mai fatto un tubo nella vita. Riempite queste caselle con alcuni leader populisti anche vicini a noi e vedete come tutto funziona perfettamente. E la gente che se gli dici, se gli parli, non so, della memoria con la maiuscola, quella di Auschwitz, va a cercare su Wikipedia, sbaglia il tasto e trova Meloria, la battaglia della Meloria, in cui i genovesi distrussero la flotta pisana, cosa che poi ha prodotto tutta un'altra conseguenza. Che bisogno c'è della cultura? Che bisogno c'è più della storia? Che bisogno c'è della geografia? C'è Google Maps. Quando gli americani hanno invaso l'Iraq, non so se sia stato fatto l'esperimento, ma se si fosse preso un uomo della strada del Wisconsin o del Montana e gli si fosse detto: mi indichi l'Iraq sulla carta geografica, sull'Atlante del mondo, non lo avrebbero saputo indicare. Persino quel pirla di Bush, altro genio della strategia, guardando sulla carta del Medio Oriente non doveva venirgli in mente come mai esiste questo paese, l'Iraq, dove le linee sono tracciate rette sulla carta perché non ci sono confini naturali. E avesse saputo la storia avrebbe saputo che l'Iraq era originariamente non esisteva come Stato, è stato inventato dopo la Seconda Guerra Mondiale come Stato cuscinetto per dividere gli sciiti a nord dai sunniti a sud, e che eliminando lo Stato cuscinetto si sarebbero scatenate tutte le guerre che sono ancora in corso e che fanno del Medio Oriente un grande mattatoio. Certo, se tu pretendi di governare il mondo con Google Maps, Wikipedia e cose così, poi ti puoi aspettare che questo succeda. Di solito, quando io avanzo questa tesi, con tutte le cautele del caso, naturalmente, non sto dicendo che il populismo, la recessione della democrazia e tutti questi altri episodi sono stati determinati da Internet, anche se Internet è davvero un cambio epocale, su questo siamo d'accordo tutti, cioè è un modo di comunicazione che non è mai esistito prima. Però la gente tende a sottovalutare i metodi di comunicazione, specie quando li porta nel taschino della giacca, come sto facendo io con il mio cellulare, silenzioso. È difficile pensare che non ci sia qualcosa di più del mio telefonino, che non ci siano altri processi epocali quali lo scioglimento dei ghiacci oppure l'aumento vertiginoso delle disuguaglianze, le migrazioni collegate ovviamente ai cambiamenti climatici. È chiaro che tutte queste cose
c'entrano, concorrono ai fenomeni politici come populismi, recessione democratica, ritorno delle guerre in Occidente e cose di questo genere. È chiaro che tutti questi fenomeni concorrono, però sarebbe difficile produrli, ottenere gli stessi effetti, giustificarli, difenderli, discuterne se Internet non ci fosse. Altre obiezioni che mi sono mosso da solo sono la vecchia obiezione post hoc ergo propter hoc, che in latino significa se qualcosa è successo dopo, ti viene normale pensare che sia determinato da quello che è successo prima. Quindi tu stai commettendo quell'errore lì, siccome casualmente i populismi, la crisi della democrazia e tutto quanto sono capitati insieme a Internet o subito dopo, ecco, tu cadi nell'errore e dici che è stato Internet a produrre quei fenomeni. Ripeto, sono pur sempre uno studioso, un professore universitario, uno che si fa le obiezioni da solo, non un complottista o qualcosa del genere. A me pare di poter dire che tutto mi lascia pensare che non sia un caso se tutti questi fenomeni e la diffusione di Internet nelle nostre vite sono successi contemporaneamente e si sono determinati l'uno con l'altro e continuano a determinarsi e ad alimentarsi a vicenda. Che fare? Perché uno può speculare sinché vuole, però come diceva Giovan Battista Vico, sinché le tue ricette non diventano terapie, cure, modi per combattere questi fenomeni e non semplicemente per deprecarli, lasciano il tempo che trovano. Nell'ultimo capitolo di Come Internet, il cui titolo originale era Populismo digitale, che poi è saltato anche se è rimasto nella copertina di Chiare Lettere, tanto che molte volte il libro è stato citato col vecchio titolo Populismo digitale e non con il vero titolo con il quale lo troverete facilmente su Amazon alla modica cifra di 16 €, non per leggerlo, per carità, se no finisce che non lo comprate, per tenerlo lì in una teca e poi controllarlo tra 5-10 anni e vedere se ci ho azzeccato oppure no. Voi direte, ma perché noi non ne abbiamo mai sentito parlare? Ma per alcuni dettagli. Per esempio, se non leggete giornali di sinistra, non avete mai letto le 2 recensioni che Corrado Augias ne ha fatto, dicendo, frase testuale, è la più chiara illustrazione dei rapporti tra Internet e la politica che io abbia mai letto. L'ha detto lui. C'è anche un'altra ragione, è uscito il 9 di gennaio del 2020, il 31 tutte le librerie erano chiuse per il lockdown, altrimenti
la notorietà di questo libro sarebbe dilagata e io non sarei qui, cioè sarei anche qui, ma più probabilmente starei facendo una conferenza al Madison Square Garden. Scherzo, naturalmente. Come si risolvono questi problemi? Naturalmente sono problemi talmente enormi, talmente epocali, talmente pieni, riempiono così già le nostre vite, che già nel libro di allora e poi i libri successivi, scritti anche con Gabriele Giacomini, ho proposto 3 possibili ricette, modi per combattere, cure da sperimentare. Me le sono segnate per dirle nell'ordine giusto. Il primo rimedio, il più passatista, di cui diffiderete perché vedrete in esso tipicamente il predicozzo da parte di un giurista, è difendere le istituzioni contromaggioritarie, non elettive. Quelle elettive ormai sono andate, per farla breve. Poi se mi leggete vedrete che dico cose meno pesanti e meno plateali di quelle che dico oralmente. C'è anche questa differenza tra oralità e scrittura. La scrittura è fatalmente più riflessiva. Pubblicamente bisogna adottare dei trucchi, parlare col microfono, non stare seduti dietro un tavolo e dire delle cose che apparentemente non stanno né in cielo né in terra. Però se ci pensate, se pensate quali sono le istituzioni contromaggioritarie, sono, guarda caso, proprio quelle con cui ce l'hanno i populisti e che sono sotto zero nei sondaggi di gradimento. I giornalisti, categoria alla quale mi onoro pure di appartenere, i magistrati, le agenzie di controllo, tipo quelle americane, insomma, alla faccia della nostra fede nella democrazia, proprio le istituzioni tecnocratiche non elette dal popolo, perché quelle elette dal popolo, scusate l'espressione, stiamo registrando, vabbè, mi assumo la responsabilità, quelle elette dal popolo si sono sputtanate. In una parola, e qui promuovo un altro mio libro del 2023, sempre prodotto da Mimesis nel nord-est, guarda caso, ossia separazione dei poteri e giustizia digitale. Che cos'è la democrazia? Noi rispondiamo meccanicamente le elezioni, per carità, ci manca solo che io concorra al discredito della democrazia e delle elezioni, per esempio dicendo che non serve a niente andare a votare ai referendum mentre è importantissimo di giugno e cose di questo genere. Voglio dire che per come ha funzionato diciamo dalla seconda guerra mondiale in poi, io ridefinirei la democrazia così: elezioni, ma anche separazione dei poteri, perché Hitler è stato eletto,
Mussolini è stato eletto, Erdogan è stato eletto, Netanyahu è stato eletto. Volete che vi faccia tutta la lista? Qual è la differenza tra questi autocrati elettivi, come li chiamano i politologi, e le democrazie occidentali contemporanee che ancora resistono? La separazione dei poteri, cioè il fatto che tu non dai tutto il potere a uno che hai eletto magari in un momento di distrazione, giusto perché la sera prima, domani ci sono le elezioni, vediamo un attimo, andiamo sui social e controprova, se ci pensate a come non vorrei entrare nella politica italiana, ma prendiamo il solito Orbán in Ungheria, com'è che sta massacrando la democrazia ungherese? Quasi tutti i paesi dell'est non hanno tradizioni democratiche, stavano benissimo, salvo essere poveri in canna, sotto il patto di Varsavia, così come prima stavano benissimo sotto l'impero asburgico, sotto eccetera eccetera. Come sta massacrando la democrazia ungherese? Molto semplice. Suoi manutengoli hanno comprato le televisioni private ungheresi, quindi l'informazione ungherese l'ha detta lui. Ha pensionato i giudici ungheresi, appena compivano 60 anni, ma anche prima, se ne liberava e faceva dei concorsi o delle nomine in cui di nuovo nominava quelli che voleva lui. Istituzioni contromaggioritarie per certi versi sono anche le istituzioni europee. Oggi è diventato comune, anche grazie ai miei amici nemici come il professor Caracciolo, oggi è diventato comune sputare sull'Unione Europea. Ragazzi, sputiamo quel che vogliamo, però quella è ancora una democrazia con tutti i difetti e i pregi, più i difetti delle democrazie. L'alternativa è Putin. Vi lascio, per non trasformare la cosa in propaganda politica, valutare se la strategia dell'attuale maggioranza in tema di premierato, occupazione della RAI e riforma della magistratura non rientra anch'essa perfettamente in questa tipica ricetta populista per la scalata del potere. È facile difendere le istituzioni maggioritarie? No, perché si dà ragione ai populisti, perché loro ti possono dire: ma come? Io devo votare per la difesa di magistrati che guadagnano 8.000 euro al mese e fanno durare i processi 10 anni? Nessuna delle mie ricette è particolarmente popolare o addirittura pop. Destino che hanno anche le altre due, che vi dico molto più rapidamente, se no la promessa di discutere un po' va a farsi benedire. Secondo rimedio, usare le stesse tecniche dei populisti. È quello che io cerco di fare a lezione, che è quello che cerco di fare anche con voi, sparando le grosse, parlando più alla pancia che alla testa delle persone. E quello che fanno
ahimè, le sinistre internazionali, pensate al politicamente corretto, al femminismo, a quello che la destra chiama la cultura woke, che secondo me allontana più persone di quante ne attira. Non se ne può più di non poter, cioè che qualsiasi cosa tu dica può essere imputata di transfobia, bullismo. Quella è una forma di populismo di sinistra che non funziona, così come non funzionano altre forme di populismo di sinistra, e lì potete metterci i nomi che volete anche di leader italiani. Ma c'è poi un difetto ancora peggiore, cioè se noi ci abituiamo a fare politica come fanno i populisti, avranno sempre vinta loro. Loro lo faranno sempre meglio di noi. Ci sono dei livelli di vergogna che nessuno di noi, neanche parodiando la propaganda populista, è in grado di superare, almeno parlo per me. C'è un limite a tutto. E se invece ricorriamo allo stesso tipo di propaganda populista contro i populisti, ci mettiamo sul loro stesso piano. Quindi, come vedete, anche questa è un possibile rimedio, ma probabilmente non funziona. Ultimo, regolamentare internet. Io ho scritto anche di giustizia digitale, di modi sperimentati per esempio dall'Unione Europea per regolamentare internet. Pure lì non riesco a darvi speranze, ammesso che mi seguiate su questo irto sentiero, perché la tecnologia, soprattutto quella tecnologia, dico solo una ragione, poi ce ne sono infinite, per cui neanche questa ricetta tendenzialmente funziona. Noi rincorriamo sempre l'innovazione tecnologica, non facciamo in tempo a per esempio imporre dei parametri per la moderazione dei social, oppure più efficacemente per progettare gli algoritmi in modo che non producano catastrofi come stanno producendo, premiando costantemente chi parla alla pancia e non al cervello delle persone. Non si fa in tempo a proporre rimedi di questo tipo, che la questione è già superata. Qual è stata la prima conseguenza della vittoria di Trump sulla regolamentazione di Internet? Che anche i padroni del digitale che ricorrevano ancora ai moderatori, e che moderatori, cioè spesso gente sottopagata che non capiva neanche lei cosa diavolo stava moderando e moderava quello che non doveva moderare, ma neppure quello c'è più. Ha cominciato con abolirli Elon Musk, Zuckerberg, che è il più paraculo di tutti, lo ha seguito immediatamente. L'unico che regge, ma non ha anche per questo social, è Bill Gates, l'unico che non si è ancora venduto completamente. Dico venduto perché se lo meritano, sono già gli uomini più ricchi del mondo, sono diventati ricchi perché erano ragazzini creativi, libertari,
che non seguivano le regole, che costruivano i loro aggeggi nelle cantine e si sono dimenticati di tutto questo e sono andati tutti alla intronizzazione di Trump. Se ne potevano stare a casa. E questo vi suggerisce che anche questo terzo rimedio è vagamente disperato e mi piacerebbe chiudere qui, così se mai la registrazione non viene distrutta dal imminente regime populista che ci aspetta, così tra 10 anni magari qualcuno va a rivedere, ma no, per una volta cedo a una tentazione a cui non cedo mai e che anche dal punto di vista comunicativo normalmente non funziona. Metterci una buona parola, una nota di speranza. Non è una gran nota di speranza, ma anzi mi vengono in mente subito tutte le obiezioni, ne ho parlato prima con l'assessore e collega. Sono 20 anni, cioè mentre nel caso dell'età della scrittura è durata dall'inizio della storia, ma direi piuttosto dalle religioni del libro e, secondo elemento che avevo perso per strada, dall'invenzione della stampa naturalmente, a cui sono collegate naturalmente la riforma protestante, eccetera, eccetera. Mentre comunque stiamo parlando di cose che sono durate ere, millenni, dall'invenzione di Internet, anche andando indietro nel tempo, diciamo dalla sua diffusione tra di noi, sono passati 20 anni. È un po' presto per fare previsioni apocalittiche, come avrebbe detto uno dei miei ispiratori, Umberto Eco, stavo per dire uno dei miei precursori. Sono passati 20 anni, non sarà che tutti questi casini dipendono solo dal fatto che noi, specie noi di una certa età, viviamo ancora questa cosa come uno shock, mentre magari, se non rincoglioniscono prima, i nostri figli già si stanno abituando, hanno già capito alcuni trucchi, hanno capito che se ti arriva un SMS o WhatsApp dalla banca che ti dice ieri hai speso 1480 euro, se non li hai spesi e quindi rifiuti, clicca qui, guai a cliccare su comunicazioni della banca, guai. Proprio se clicchi per annullare l'ordine va avanti, quindi bisogna stare attenti. Voglio dire, sono crisi, questa è la nota di speranza, di crescita. Può darsi che i nostri figli, se ne avremo, nipoti, se ne avremo, pronipoti, se ne avremo, rideranno delle nostre paure. Poi c'è anche lì l'altro lato della medaglia, ma vorrei concludere veramente con una nota di speranza e ringraziarvi ancora per la vostra attenzione. Mi scuso anzi se la cosa è durata un po' di più di quel che io volessi, ma c'è tempo prima dell'aperitivo per parlarne ancora. Grazie a voi tutti.
Allora, domande? Una domanda? Domande? È stato... Niente, basiti vi vedo. L'unica domanda che mi permetto di farle è avere una speranza di uscirne da questa situazione, perché quando il livello di cultura delle persone continua a calare non possiamo più sperare. Lei l'ha detto, io non lo dico. Anche in un'università buona come quella di Trieste il livello cala sempre di più, però si assiste anche a questo fenomeno che parzialmente lo corregge. È vero, quelli scarsi sono sempre più scarsi, a livelli apocalittici. Quelli bravi sono sempre più bravi, cioè aumenta la forbice tra i meno bravi e i più bravi. Certo, se poi si va a votare vinceranno sempre i meno bravi. Anche per questo dico che bisognerebbe avere un po' più di realismo a proposito delle elezioni. Un grande autore misconosciuto che si chiama Russell Hardin con la H ha scritto un testo che si intitola Marginalità della democrazia. Cosa voleva dire? Voleva dire che le elezioni sono un modo marginale per risolvere i problemi, usati in politica, nelle assemblee di condominio, ancora funzionano. Ma per dire, voi vi fareste mai curare un'unghia incarnita riunendo un'assemblea di tutti i podologi italiani? Ecco, no, perché non si risolve in quel modo lì. Bisognerebbe distinguere meglio i problemi politici sui quali bisogna votare dai problemi. Per esempio Montesquieu diceva che il popolo non deve decidere niente, però è bravo a scegliere quelli che decidono al posto suo. Dubito che lo penserebbe oggi, ma anche quello è un esempio di, diciamo, sul 5% dei problemi bisognerebbe votare, sul 95% no. Altro esempio, tutte le volte che hanno tentato di consultarci per costruire dighe, ponti, linee ferroviarie, lì scatta l'effetto NIMBY, not in my garden. Uno dice, ma perché deve passare proprio sotto casa mia? Che passi da qualche altra parte. Allora si va da qualche altra parte e quello dice, e perché dovrebbe passare a casa, vicino a casa mia? E così non si risolve più un accidente. Nel tristissimo nord-ovest aspettiamo da 30 anni una linea veloce con Milano, e non solo con Milano, anche con Roma, perché vabbè. Per cui sì, è questo. Una quarta soluzione potrebbe essere quella di delimitare bene. Per fare quello ci vogliono le riforme costituzionali, e per fare riforme costituzionali bisogna rimettere le mani nell'unica cosa che funziona di questo Paese, perché funziona meglio la Costituzione del 48 nella sua formulazione originaria che la riforma del titolo V fatta da Prodi agli inizi degli anni 2000. Ma peggio ancora, funziona meglio la formulazione anni 30, quindi pieno regime fascista,
codice Rocco della legittima difesa che le varie riforme di Salvini della legittima difesa. Quindi io come giurista dico, per carità, tutto ha una soluzione giuridica, eccetera, non mi do la zappa sui piedi, però constato questo piccolo particolare, che la qualità della legislazione sta sprofondando. Secondo me è un processo generale. Internet evidenzia uno Stato dove, abbiamo detto, democratico, tutti possono parlare, tutti dicono la loro, ma la competenza reale non c'è, non esiste più. Si va quasi più per simpatia, per analogia, per smorfia, per capacità di bucare il video, quei brevi messaggi che fanno, più che per contenuti. Quindi io ho trovato molto molto interessante, focalizzato molto alla politica, ma io parlo da marchettaro e comunicatore anche solamente quando si parla di prodotti. Oggi, prima per studiare una campagna pubblicitaria si facevano ricerche di mercato, si studiava il prodotto, si definiva bene il target. Oggi abbiamo questi blogger che sparano un po' di cazzate, molti, qualcuno dice cose vere e hanno alla fine dei loro risultati più o meno misurabili e comunque hanno un certo seguito. Un certo seguito che io continuo a dire, lei giustamente ha posto l'accento su una situazione di populismo. Secondo me però proprio c'è mancanza ormai di cultura. Adesso io sto parlando, io ho fatto un rally adesso in Turchia, in moto. Moltissimi di questi, chiamiamoli ragazzi che fanno questi rally, non hanno alcuna competenza né di tracciati né di motociclette e loro, ma io ho visto il tutorial, ho visto che c'è qualcuno che mi ha detto che questa cosa, ma non c'è una preparazione, chiamiamola approfondita, su quello che vai a affrontare. Dopo si trovano più o meno in difficoltà e questo credo che si possa assolutamente allargare a tutti i campi, dalla politica a tutto. C'è anche un ulteriore fenomeno, questo sul quale non possiamo farci proprio niente, che è l'aumento della complessità. L'unica legge dell'evoluzione che credo forse non è neppure possibile disconfermarla, quindi non è neanche una verità empirica, è che la complessità aumenta, non si va verso la semplificazione, ogni tentativo di semplificazione, ad esempio l'adozione della legislazione come strumento per semplificare il diritto, produce contraccolpi come l'inflazione legislativa. E anche dal punto di vista scientifico l'aumento della complessità ha un altro contraccolpo, cioè l'aumento della specializzazione, cioè quelli bravi, quelli che continuano a studiare, quelli che continuano a fare ricerca, sono sempre più specializzati, per cui se tu hai un problema all'alluce del piede destro e vai da uno specialista, lo specialista ti risponde: mi spiace, io sono uno specialista del piede destro, del piede sinistro, mentre il tuo è un problema del piede destro, che è anche un modo per prendere la parcella senza... Ma comunque... Sì, anche. Altre domande? No. Stefano, questa sarà una domanda cattiva. Piano, Internet, libertà di parola, libertà di opinione, ma Internet è uno strumento, lo è stato la scrittura, uno strumento del pensiero,
e lo è anche internet uno strumento, però a scuola ti insegnano a scrivere prima di parlare, prima di esprimere un concetto. Perché nelle scuole sì, forse adesso si sta iniziando, ma prima di entrare in internet, prima di utilizzare uno strumento così complesso, perché non viene insegnato a scuola tutti i possibili pericoli? Infatti internet sta diventando una sorta di democrazia teleguidata quasi, qualsiasi persona scrive, convince un'altra persona e si sta presto attraverso internet convincere intere masse di persone. Abbiamo visto il voto di Trump come è avvenuto addirittura con una campagna una campagna a premi, 1 milione di euro a chi veniva sorteggiato. Questa l'ho trovata veramente una promozione. Sì, insomma, si sta cercando di generalizzare il voto, una sorta di gioco a premi, un gioco, e perciò non è più, diciamo, una volontà proprio critica dell'elettore il voto. Sì. No, ma io toglierei internet. Però così non aspetta che sennò lui parla e non... Nelle code, nei servizi, no, ma vabbè, era una cosa a supporto. Sì, ma infatti internet abbiamo visto anche nelle ultime elezioni sia di Trump ma anche di altri politici e sta deformando il concetto stesso di democrazia. Cioè non è più una democrazia questa logica, ma diventa una democrazia da stadio, teleguidata, e dove le persone votano i loro leader per sentiti o dire, per video visti su qualche canale YouTube, cioè io non vedo più la democrazia è proprio in crisi adesso, e per colpa di internet, per me, o no? Se un presidente degli Stati Uniti, cioè della prima democrazia costituzionale al mondo, alla domanda ma lei pensa di rispettare la Costituzione, risponde ma chissà, cioè sì, però ragazzi, è troppo facile. Fatemi domande non ad adiuvandum, ma a contestandum, se si può dire. Lo so, ma come fai a contestarlo, a obbligarlo a informarsi? C'era la vecchia soluzione irrisa da tutti quanti di John Stuart Mill del voto plurimo, per cui chi ha una laurea, per dire, ma ormai le lauree si prendono anche nelle università telematiche, il suo voto contava di più. Intanto bisognerebbe abolire le università telematiche, questo sarebbe già un grosso passo avanti. La cultura può essere assimilata attraverso altre strumentalità, non dico che un laureato sia più intelligente e conosca più, però attraverso dei test, premi elettorali, per cercare di creare dei test di accesso. Niente, allora, lasciamo stare Trump, sì, nel senso che condivido, nel senso oggi purtroppo l'ignoranza e l'incapacità, secondo me, poi qua gli esperti, c'è una enorme maggioranza che si espone sia in termini politici che, ripeto, sia in termini di nozionismo, che non è cultura, di nozionismo,
quel personaggio XY che nessuno sa chi è si espone ed esprime un pensiero. Una domanda, prego, visto che sei assessore ti lasciamo. No, visto che giustamente il professore chiede, come dire, di essere pungolato, terrei a dire portare una riflessione. La democrazia comunque l'hanno voluta sostanzialmente gli analfabeti, cioè è stata una conquista del popolo, chiaramente. Anni 50, anni 60, è stata una conquista portata per permettere di votare tutti, quindi no, e non attraverso. Sì, allora capisco l'argomento, erano, diciamo così, organizzazioni, a quello volevo arrivare. Negli anni 50, negli anni 60 avevamo una cultura meglio distribuita, possiamo dire che tutti votavano in maniera informata, possiamo dire che negli anni 50-60 non esistesse la tifoseria, possiamo dire tutto questo? Io credo di no. Credo che esistessero posizioni preconcette, credo che esistessero divisioni sociali molto pesanti e che la cultura non fosse equamente distribuita. Noi avevamo una carta stampata estremamente elitaria all'epoca. La televisione ha portato, voglio dire, già prima di internet, insomma, certe questioni. Magari, dico io, uno dei problemi di internet non è stato tanto quello di aver distrutto la cultura e celebrato l'ignoranza, è stato quello di aver distrutto la socializzazione, perché all'interno di contesti assembleari, all'interno di contesti di discussione non emergono più difficilmente posizioni assurde. Attraverso internet, stando a casa da soli e connettendosi col mondo, questo probabilmente ha portato dei problemi in termini di qualità del dibattito, non tanto il fatto di dare a tutti una voce quanto, come dire, darla in modo totalmente sregolato, pensando di poter influenzare quando in realtà le cose sono eterodirette in maniera molto chiara. Sì, io sono abbastanza vecchio da ricordarmi come funzionavano le cose negli anni non 50, ma negli anni 60 sì. Si votava seguendo le indicazioni del parroco o del Partito Comunista. Io sostituivo mio padre nella gabbiola del portinaio, perché dopo aver fatto il carabiniere e essere andato in pensione per problemi di salute, i carabinieri erano molto ben voluti dalle banche e io mio padre aveva tutti i pregiudizi di un uomo che aveva fatto la quarta elementare, per cui non avrebbe lasciato mai sua moglie a fare la portinaia al suo posto, e ci lasciava me, e io stavo lì, leggevo il giornale del giorno, la domenica del Corriere una volta alla settimana. Davanti stavamo proprio in Piazza De Ferrari, che è il centro di Genova dove succedevano tutte le cose. Vedevo passare le manifestazioni dei portuali, non so se già quella contro il governo Tambroni, ma sicuramente quella per la chiusura dei come si chiamano, dei cantieri navali e il loro spostamento a Monfalcone. Sentivo l'ammiraglio Durand de la Penne, prima monarchico, poi fascista direttamente, arringare la folla dagli scalini del monumento di
a Vittorio Emanuele, no, a Garibaldi, davanti al Carlo Felice. Cioè, avevo una quantità di stimoli, ho mancato il 68 per pochi anni, però se molti avevano gli stessi stimoli che ho avuto io, mi spiego com'è che quella roba lì, con tutte le conseguenze anche negative che ha prodotto, ha potuto esserci. Non so, bisognerebbe, io penso sempre di raccontarle tutte queste cose. Noi stavamo al piano ammezzato. Tra l'altro il fatto di fare i portinai ha permesso a mio padre, risparmiando e non pagando l'affitto, perché i portinai non lo pagano, di comprare 3 case, una per sé, una per me e una per l'altro figlio, e di farsi con le proprie mani una casa nel tristissimo nord-ovest. Era veramente un altro mondo. Era veramente un altro mondo. Al primo piano sotto di noi c'erano 2 istituzioni. Una era la sede del Genoa, di cui sono tuttora tifoso, e l'altra era la libreria Faro, tenuta da 2 librai fascisti dichiarati che, vedendo che a me piaceva leggere, mi hanno fatto leggere Prezzolini, ma anche Carlo Emilio Gadda e tutte queste cose qua. Oggi è già difficile trovare un'edicola, figurati una libreria. Ma questa è nostalgia, pura e semplice. Altre domande? Allora, grazie al professore, grazie a Enrico, l'assessore qua a Vittorio, grazie a Vivi TV che ci ha ripreso, e quindi dite anche ai vostri amici che sul sito di Vivi TV potete vedere la conferenza di oggi. E niente, noi ci vedremo, noi chiamiamo quelli dell'università, abbiamo ancora 2 settimane, poi a fine maggio chiudiamo i battenti anche noi. Grazie e alla prossima. Buona serata a tutti, grazie.